Buonasera a tutti e benvenuti a Mani e Fuori, la trasmissione di TV7 News interamente dedicata alla pallavolo. Ci ha provato, ha creduto fino alla fine, ma non sono arrivati punti importanti per la Tonazzo nel derbissimo di domenica al Palafabris con Verona davanti a 3.000 persone. Ne parleremo con uno dei grandi protagonisti di questa sfida, ma parleremo anche di comitato FIPAV, di settore giovanile e di tante altre cose ancora. Sigla! Da mangiarsi le mani ancora una volta nel derby veneto con Verona, la Tonazzo getta alle Ortiche un'opportunità ghiottissima di portare a casa punti preziosi e insperati, visto che la squadra di Andrea Giani è la quarta forza del campionato e può lavorare con un budget economico decisamente superiore a quello di Padova. Rimane lo spettacolo di pubblico, quasi 3.000 spettatori al Palafabris, con almeno 200 supporters scaligeri seduti a fianco di quelli padovani, senza l'ombra di un poliziotto o di un carabiniere. Questa è la pallavolo per chi ancora non lo sapesse, e questo è il pubblico di Padova per chi non avesse ancora capito cosa rappresenti il movimento della pallavolo padovana in questa città. In 3 parole: cultura, tradizione e passione, condite da un grande rispetto per gli avversari. A Piacenza, dopo l'8º KO consecutivo, hanno invece perso la pazienza, via il coach Radici e squadra affidata per ora al secondo allenatore Marco Camperi. Radici è il secondo allenatore che salta in Superlega dopo Paolo Montagnani. Cambio intanto in vetta alla classifica. Trento perde al quinto set con Macerata, mentre Modena, neosponsorizzata Parmareggio, passa abbastanza tranquillamente con Ravenna. E adesso sono loro, i canarini di Angelo Lorenzetti, a comandare il campionato. In coda Monza vince lo scontro diretto su Città di Castello e allunga decisamente. Un gran bel momento per la squadra di Simone Tiberti. Milano invece crolla a Milano e rimane sul fondo della classifica. E allora la Tonazzo continua ad avere 2 squadre sotto di sé in graduatoria, in attesa della trasferta di domenica prossima a Forlì con Ravenna, altra partita dove non sembra impossibile portare a casa punti. Eccoci qua, benvenuti a Mani e Fuori. Mercoledì sera si parla di pallavolo, l'abbiamo visto nella scheda. Purtroppo la Tonazzo ha dovuto ancora una volta mangiarsi un po' le mani alla fine per questa partita, questo bellissimo derby con la Calzedonia di Verona, in cui i bianconeri hanno avuto la concreta possibilità nel terzo e nel quarto set di portare a casa qualche punto in più che sarebbe stato davvero importante per la propria classifica. Pazienza, è andata così, bisogna guardare con grande fiducia le ultime partite di questa fase del campionato. Lo faremo chiaramente con gli ospiti. Il primo applauso come sempre però è per la squadra ospite, che è il Thermal Volley Abano. Ciao ragazze e ragazzi. Paolo, presidente del Thermal. Ho detto che è stato dal mio punto di vista uno dei grandi protagonisti, io credo il migliore. Io ho la fortuna e l'onore di scrivere anche sulla Gazzetta dello Sport. Nel trofeo Gazzetta inventato tanti anni fa dal grande Carlo Gobbi bisogna mettere i 6 migliori giocatori e io ho scelto uno di Padova, ho scelto Santiago Orduna. Ciao Santiago. Buonasera, grazie. Te devo ringraziare. No, non mi devi ringraziare, non l'ho detto per quello, l'ho detto solo perché hai fatto una bella partita. Preferirei 3 punti in classifica. Quelli valevano di più, no? Vi manca sempre, come si dice, come ha detto tua moglie una volta, un centesimo per fare un soldo, no? Si dice un po'. Un pezzo in effetti. Un pezzo. No, sì, purtroppo abbiamo buttato via il terzo set, che eravamo avanti 23-20, 23-21. E pesa perdere un set così. Poi anche il quarto abbiamo giocato bene, siamo arrivati pari fino al 20, però 17-12 con una squadra così abbiamo recuperato tanto, però con una squadra come Verona non ti puoi permettere. Dopo ne parliamo meglio, sentiamo anche le interviste che abbiamo fatto nel post partita. Lui è un pezzo della pallavolo padovana, non ha più ruoli istituzionali ufficiali nel mondo della FIPA, lavora per il CONI. Stefano Camporese. Ciao Stefano. Ciao a tutti. Ciao. Amico della pallavolo padovana, ti va bene? Amico della pallavolo padovana, certo. Ti va bene come titolo? Un'amicizia che rimane assolutamente. Bene, parleremo di settore giovanile. Abbiamo avuto questa sera il piacere di invitare i responsabili del settore giovanile della pallavolo Padova, targata da qualche settimana a Chioene, Giorgio Baldin. Ciao Giorgio, benvenuto anche a te. Buonasera a tutti, grazie.
Lui invece ormai è un pezzo, come posso dire, è uno di noi, come dicono i tifosi, nel senso che collabora ormai con noi con questa trasmissione da molti anni, ci aiuta nel recuperare le squadre, nell'invitarle. Alessandro Balsianello. Ciao Alessandro. Buonasera a tutti. Presidente del Valsugana, comitato FIPAV, socio della Pallavolo Padova. Basta, ok. Va bene. Come sempre vediamo velocemente, in sintesi, i risultati dell'ultimo turno e poi la classifica subito in coda e poi iniziamo a discutere di quello che è successo appunto in questa ultima giornata di Superlega, successo come abbiamo detto di Macerata 3-2 su Trento, successo di Perugia che è costato come abbiamo visto nella scheda iniziale la panchina a radici su Piacenza, Modena che batte 3-1 Ravenna, prossima avversaria della Tonazzo Padova, Monza che vince 3-1 con l'Alto Tevere, Padova appunto perde 3-1 in casa con Verona, successo di Latina 3-0 su Milano, era ferma Molfetta per una classifica che come abbiamo visto ancora nella scheda ha avuto un capovolgimento di fronte in testa, ecco che arriva subito la grafica con Trento che ha superato Modena 51 punti, 50 Modena, 45 Macerata e poi Verona 41, Perugia 39, Latina 34, Molfetta 27, Ravenna a 25, Piacenza a 19, Monza a 18, Padova a 12, Città di Castello a 10, Milano a 7 e Modena la prima in classifica, lo volevo ribadire. Bene, Santiago, torniamo a questa partita, no? Cioè, dicevamo, però siete stati anche un po' sfortunati perché alcuni palloni, io ho dei ricordi abbastanza nitidi, 23-22, palla che tu dai con muro a 1 a Quiroga, quindi tu dal tuo punto di vista hai fatto il tuo, Quiroga si fa murare, la palla sarebbe terminata fuori 2 metri ma lo prende, non so se sulla spalla o sul viso. Cioè, a volte gira a favore, a volte gira contro. A Milano siamo stati un po' fortunati, stavolta, cioè, però alla fine non si riassume tutto in una sola palla, quindi bisogna vedere anche tutto quello che avevo fatto prima. Ascolta, ti sono mancati un po' gli schiacciatori però domenica, possiamo dirlo adesso, magari lo dico io. Beh, no, dal punto di vista dell'attacco no, credo che abbiamo sofferto molto in ricezione. Cioè, sì, analizzando un po' la partita anche con i numeri, aveva parlato un po' Valerio, abbiamo sofferto un po' sulla battuta a float, e lì siamo costretti, però comunque ricevendo così abbiamo dimostrato che riusciamo a giocare alla pari contro queste squadre. Il problema è che alla fine nei momenti di chiudere per una cosa o per l'altra arrivano sempre gli altri prima. Sì. Stefano, ci si può accontentare di questa Tonazzo oppure bisogna mangiarsi le mani un po' ogni tanto? Cosa dici? No. Beh, le mani non solo, anche gli avambracci, insomma, perché sentire dal palleggiatore, insomma, che dice che c'eravamo, insomma, magari ci si stanca a dire c'eravamo in tante partite e si vorrebbe anche concludere. Però, come è stato detto anche nel servizio, di là c'erano fior di giocatori, per cui l'esperienza e la capacità di rimanere sempre anche in allenamento, probabilmente a essere pressati, a ripetere le situazioni, insomma, ti porta a gestirle in maniere diverse. Insomma. Magari dispiace per le 3.000 persone che c'erano, però insomma, se continuano ad esserci vuol dire che hanno capito lo spirito della squadra. Mi sono un po' divertito, Alessandro, nel fare un po' di medie di spettatori con i dati ufficiali della Lega e ho visto che Padova è al 6° posto, insomma, quindi è all'11°, 12°, adesso non ricordo, mi perdo un po' con i numeri, terzultimo posto in campionato, ma è il 6° come media spettatori. Questo vuol dire qualcosa, no? Questo è un risultato straordinario, forse è la cosa più importante da portare a casa quest'anno, perché io seguo un po' tutti gli sport di Padova, il pubblico padovano è un po' particolare, è un pubblico che ama vedere la squadra che compete ai massimi livelli. Nel rugby, nel calcio, per esempio il calcio è una categoria infamante, però sta vincendo e fa pubblico. Per cui mantenere questa media di pubblico con una squadra che comunque vive nelle terzultimo posto in classifica è veramente un risultato straordinario. Vuol dire che c'è un movimento alle spalle che pompa questa squadra e che ha capito, sono stati chiari fin da subito i programmi della società, ha capito e sta sposando questo progetto. Sentiamo anche cosa ha detto al termine della partita, se la regia è pronta, il coach Valerio Baldovini, chiaramente un po' amareggiato per come sono andate le cose. Prego. Coach Valerio Baldovin, alla vigilia forse ci si aspettava una partita sì combattuta, ma poi in campo si è visto che Padova poteva realmente portare a casa dei punti. Sì, abbiamo giocato come quasi sempre, direi una gara comunque combattiva, agonisticamente importante. Purtroppo siamo un po' mancati in alcuni momenti importanti, un po' in generale in tutta la gara, dal secondo set in poi in ricezione. Però nei momenti importanti forse anche un po' di lucidità,
in più ci avrebbe sicuramente fatto comodo, perché insomma in un paio di occasioni magari un punto potevamo riuscire a portarlo a casa oggi. Verona che soprattutto nei primi 3 set ha sovrastato anche per quanto riguarda i muri, ha patito abbastanza Padova questa cosa. Sì, beh, era una cosa che insomma era abbastanza preventivabile, il fatto che loro hanno due centrali molto bravi a muro, e insomma avevamo studiato la partita anche in funzione di cercare di giocare in alcune situazioni in maniera non spregiudicata, ma di provare a giocare un po' di più sulle mani del muro. Ci siamo riusciti in parte, perché il primo set sicuramente ci siamo riusciti, mentre gli altri set un po' meno, però credo che la chiave più che il muro di Verona sia stato il fatto che siamo stati costretti a giocare per un sacco di volte con palla staccata o palla alta, e diventa difficile a questo livello portare a casa le partite quando giochi quasi costantemente in questa situazione. Per quanto riguarda il prossimo match, guardiamo avanti, si va a giocare contro Ravenna. Ravenna è una squadra che ha dimostrato che senza Commentakis ha avuto un po' più di difficoltà. Cosa si aspetta da questo match? Com'è che bisogna affrontarlo? Allora, mi aspetto intanto prima di tutto di combattere, andare lì per combattere, la prima cosa, come ogni domenica. Ravenna è una squadra ben attrezzata, forte, probabilmente ha un tasso fisico, tecnico, fisico più che altro meno importante rispetto a Verona, ma è una squadra che gioca con molta efficienza e probabilmente sbaglia un po' meno rispetto a Verona. Sarà sicuramente una partita difficile per noi, però insomma andiamo a giocarla con la massima cattiveria e allo stesso tempo con la massima serenità possibile. Grazie mille, in bocca al lupo. Prego, Crepi. Santi, c'era il secondo arbitro che si chiamava Santi di cognome, quindi non commento. Voglio dire, abbiamo giocato su questa cosa. Qualche metro di giudizio sui palleggi, tu che sei palleggiatore, domenica è stato un po' di manica larga, no? Santi lo conosco perché lui è di Città di Castello, certo. Quindi ho giocato 2 anni là. È vero. Cioè, tranne quando siamo in campo, che di solito si scontra un po', però no, hanno sbagliato un po', ma non è che abbiamo perso la partita per quello, per carità, però qualche palla in più, palleggi doppi, almeno 2 chiarissimi, anche uno che si parlava prima che si sono scontrati, è quello che abbiamo visto proprio nel servizio popolazione adesso. Lunghissima, sì, dipende dall'arbitro. E poi però quando perdi di un punto vai a vederle tutte. Vabbè, questa è una cosa che non vogliamo tirare fuori. Ci fermiamo qua per la prima parte, a tra poco per la seconda parte di Mani e Fuori.